Il comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ingegner Gattuso, va a processo a dicembre di quest'anno. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza a processo. È l'avvocato della presunta vittima a spiegare l'accusa, tutta da dimostrare. L'ipotesi accusatoria conseguente alla querela sporta con sofferenza da parte della mia assistita è quella di cui all'articolo 609 bis del codice penale. 609 bis punisce chiunque con violenza, inganno o con abuso della propria autorità costringe qualcuno a subire o a compiere atti di violenza sessuale ed è punito dagli 6 ai 12 anni. Ma a nostro avviso, ad avviso della difesa, non è così, in quanto questo reato può essere riqualificato nella ipotesi più lieve dell'ultimo comma dell'articolo 609 bis, previsto proprio per i fatti di minore gravità. I due legali si confrontano, da una parte Cristina Zanini, che spiega la versione della presunta vittima, dall'altra Francesca Rigato, legale del comandante. Le accuse, come dicevamo, sono tutte da dimostrare, anche perché, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza va definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna. Ad accusare il comandante una dipendente pubblica di una trentina d'anni. Che cosa ha compiuto il comandante, secondo quanto abbiamo descritto nella querela presentata? Ha costretto in orario di servizio, in luogo di lavoro, in un ambito istituzionale, ha costretto la mia assistita a subire degli atti contro la sua volontà di natura sessuale. In che cosa sono consistiti? Nel fatto di cingerla con le braccia, costringendola, immobilizzandola e tentando ripetutamente di baciarla sulle labbra, sul collo. E a fronte delle plurime preghiere della persona offesa di essere lasciata andare, il comandante non si fermava e solo dopo l'azione di forza, la prontezza della parte offesa, che è riuscita a divincolarsi, l'atto è stato interrotto. Secondo noi la ricostruzione è stata ingigantita, tanto è vero che si è trattato di un unico episodio, peraltro non con le dinamiche descritte dalla persona offesa. In ogni caso non si è più ripetuto, pur essendo perdurato il rapporto di lavoro tra l'ingegner Gattuso e la persona offesa, e quindi riteniamo che proprio per queste modalità possa essere ritenuto il fatto di minor gravità come previsto dalla normativa.